Lo Stato vuole che gli veneti lavorino, ma noi siamo stanchi di lavorare per pagare le tasse e poi essere derubati. Pretendiamo rispetto. Abbiamo perso solo noi i soldi, solo noi risparmiatori, ma tutti i cittadini del Veneto saranno chiamati a pagare la pensione anticipata ai dipendenti, a pagare i milioni di euro agli amministratori delle banche che hanno fatto fallire queste banche. Castellana bloccata, traffico in tilt in centro a Vedelago. Monta sempre più la protesta dei risparmiatori truffati dalle banche venete. Sempre più numerosi, sempre più determinati. Sarà, dicono, un'estate caldissima. Il corteo sfila in strada, raggiunge il municipio, scendono il sindaco Cristina Andretta e il suo vice Marco Perin, anche lui un risparmiatore beffato. I sindaci debbono assumersi le proprie responsabilità e noi qui come risparmiatori formalmente lo chiediamo al sindaco di Vedelago come lo chiederemo a tutti i sindaci del Veneto e d'Italia. L'unica parola è impotente, ma è quello che si vive da sindaco ormai da 4 anni di questo mandato, quando molto spesso si viene chiamati in causa a prendere scelte che non hanno il coraggio di prendere a Roma e invece poi ti trovi con le difficoltà di fronte ai tuoi cittadini. Noi veneti purtroppo, lo ridico, siamo abituati tanto a lavorare, poco a protestare, è a volte una qualità, in questo caso è una negatività. Dovevamo essere tutti in piazza con questa gente perché è stata una vera e propria truffa ai danni dei risparmiatori di queste banche popolari. Adesso continueremo la nostra protesta civile, andremo a Vicenza con le auto, andremo a bloccare le autostrade, bloccheremo le ferrovie, gli aeroporti e non ci fermeremo fino a che non abbiamo una risposta da chi governa questo nostro Stato, che è uno Stato alla deriva. Allora se ci sarà un'apertura possiamo sentire e trattare. Fermi sotto il sole, automobilisti e camionisti sono solidali con i manifestanti. Il corteo sfila verso la sede della Popolare di Vicenza. Ci ha fregato tutto, dobbiamo andare a lavorare in pensione per andare avanti. Siamo veramente dei truffati, fregati, tutto ci hanno fatto. E purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è quella che stiamo facendo oggi. Io sono il fratello della signora che ha tentato il suicidio nella Veneto Banca di Montebelluna il 26 di giugno. L'hanno salvata per miracolo perché ha tentato il suicidio ovviamente con una siringa di insulina. Lei dice che a settembre non tornerà a scuola in quanto fa l'insegnante e potrebbe ancora rifarlo se non gli ritornano tutti i nostri soldi. Continueremo a tappeto in modo capillare dappertutto, non avrete tregua neanche d'estate, d'autunno e d'inverno, inteso?